Buonasera a tutti, siete voi, Tenovra de Oie, di 27 di Natale 2025, stiamo finendo il mese e sanno, vabbè, insomma, l'importante è che va salute e specialmente pacche prodotto che pare che siete difficile aere. Bene, cominciamo diretto da una cartella salire, oggi la dire si presenta popolata, quindi una neolega per da bassa, che però a nanne e combina già de manco, questa è fotografiata da prima, e comunque la situazione scusta esproenne, insomma, come in questo momento avviene un po' costellato, però deve sì che la proere. Ite non era su Saravallo, infatti non era gai, che se che ta proere viene la Salduasa, e poi Zelata, insomma, però resta calcolato poi tutto il zero. Da che grado temperatura massima, se il grado temperatura minima. Crasa domenica, invece sole preno tutti i giorni, e non vi proete e non calcolata e quindi 3 e poi 3 gradi la temperatura massima, 15 gradi la temperatura minima. Speriamo che questo tempo lo mantenga pure per l'ultimo di anno. Domenica, questo sì. Oh, andiamo a Sannova a bere dalle scritte del vestistato e sul Salone di Probania sul concerto del suo vero Natale in cui stiamo vedendo Emina Simpare de Siniscola che hanno cantato Gianni Bitti poi queste Gustiano Delai che è Fisia che è un testo scritto da Vitalis, Francesca, mi pare Francesca Vitalis di Orone, su questa questione della violenza sulla femmina, che non è sempre le siniscole, poi no, che abbiamo la pizzina di Atelier tedesca, non ovviamente il nome, che ha cantato la canzone di Natale in tedesco. No, che abbiamo da Masia, Antonietta Masia che ha cantato una canzone su Matessi di Maria Carta, poi no, che abbiamo sul due scorro mischiato, il coro Elvina Sartre, scorro il coro de Siniscole, il coro dei Vizi, il padre Carzedda e poi su Harmonicus. No? E no, che avevamo poi Don Totoni che ha fatto già la presentazione del Saserana, insomma, ha commentato le parole del Papa e così via. Mancata una fotografia del suo coro dei vizi a Sasola, però non l'ha vista le minoredde e che non la sappo montata, non mi sono avvisato, però ha fatto la fotografia a tutto canto, insomma. Va a qualche problema dell'illuminazione e appunto posto dal faretto, che poi non lo uso quasi non la ripresa è siti veramente male e quindi insomma fondamentalmente sta andata bene. Bene, andiamo su a Sannova già de oggi vediamo sul calendario che adesso Natale Bittese, oggi è 27, concerto gospel con Florida Fellowship Super Far Cinema Ariston via Delfino alle ore 20 e poi di viene adesso un manifesté apposito per questa mi pare che sia no, che no. Ecco qua Gospel 2025 oggi è 27 a sa sotto de 0 poi abbiamo usato manifesto su Elugula oggi è 28, 27 non va nulla, va a casa su 28, questo è questo Olisabe e Plabbe Saracchino, vorrei ho promesso che Bornaraia potete si trattaiata, ecco qua Olisabe e Plabbe Saracchino, storie di mare con musica e lettura teatrale con Laura Fresi, Sando Fresi, Alessandro Deiana, Antonio Marras. Siamo nell'anno 1010 quando Mujat al-Amiri, Musetto, signore di Deina, di Denei, di Denia e delle Baleari, decise che è giunto il momento di costruire il suo regno in una posizione strategica
nel Mediterraneo. Decide però perciò di conquistare il giudicato di Gallura con una flotta di 120 navi e saracene che disloca di fronte al Golfo di Cugnana, nelle immediate vicinanze dell'arcipelago della Maddalena. Al suo seguito il nobile Al-Furtani, che durante una incursione prima dell'attacco definitivo si innamora di Elisabeth, giovane schiava gallurese che riesce a farsi donare al Mujad. L'attacco finale si risolve in una disfatta totale dei saraceni, le cui navi vengono scaraventate sugli scogli del maestrale, mentre i marinai sono massacrati dai Rumi Sardania tra le coste e l'isola, e gli arabi chiameranno del martirio Martorio, chiameranno del martirio, l'isola del martirio, e che come generata Martorio. Il grande musetto abbandona senza onore con la nave ammiraglia le coste galluresi, mentre Al-Furtani lascia il suo seme saraceno sull'isola. La storia raccontata dai vinti attraverso le parole che dopo 100 anni e 3 generazioni escono dalla bocca di Plabbe Saracchino, nipote della schiava sarda dagli occhi color del mare, che ha appena donato insieme alla moglie tutti i suoi averi alla Chiesa e a salvamento della propria anima. L'abate di Saccargia, che chiude il racconto ed ha stilato un condache, l'atto di donazione, affida questi accadimenti ai disegni della provvidenza, la quale si degnò di mostrare ineffabile splendore nella sua opera in questo giudicato di Torres, affidato ai santi martiri Turritano, Proto, Januario, sotto la cui protezione noi crediamo di essere governati e salvati. Le musiche, in parte di creazione di tradizione orale, sono eseguite con strumenti acustici tradizionali medievali come l'oud arabo, la ghironda, l'armonium portativo e gli strumenti a fiato della Sardegna e del Mediterraneo. Il canto è affidato alla voce di interpreti femminili in un repertorio sardo, catalano, corso, gallurese e provenzale. La lettura teatrale è affidata all'attore Antonio Marra. È su 28 a Sassette in Lugura. Bene, io posso 28 batta una miriade di appuntamento, però hagamos la fa che in maniera devi arrivare a questa bella cosa che ha in Lugura, insomma, come in strasero, a cercare di arrivare in tempo, Luca va per una riunione, poi su gospel, ma questa di Lugura è pure interessante, che è legata alla storia della Sardegna e cerchiamo di non vi mancare. Poi sempre in Lugura batto un altro appuntamento, questo è di 30 a Francisco, presentano Francisco nel respiro del mondo, viaggio poetico di uomini attraverso gli occhi di Francesco d'Assisi, e lo sguardo ferito, lucido, inquieto e visionario di Pierpaolo Pasolini, monologo in lettura dinamica di con Antonio Marra, se no questo è un monologo praticamente. Lula 30-12-2025, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, ore 19. Tratta questo argomento, allora, nel respiro del mondo, viaggio poetico di uomini attraverso gli occhi di Francesco d'Assisi. Primo movimento per un monologo, testo e regia Antonio Marras, voce, silenzio, respiro. C'è un punto del giorno tra la notte che avanza e la notte che indietreggia, quel momento in cui il giorno volta l'angolo e i campi preparano il loro giaciglio per la notte, in attesa dell'attimo in cui il mondo si ferma e ascolta. Questo monologo nasce da lì. Francisco, nel respiro del mondo, è un cammino teatrale poetico in cui uomini semplici, minatori, contadini e pastori, sembrano venire al mondo per proseguire gli sguardi già tracciati da Francesco d'Assisi, con i suoi stessi occhi limpidi e universali. Accanto a lui, in una tensione più dolente ma altrettanto profonda, si fa presente lo sguardo lucido e inquieto di Pierpaolo Pasolini,
che della bellezza perduta della natura e del mondo contadino ha saputo essere voce e memoria. È un canto d'amore alla natura, al lavoro, alla fragilità umana e alla luce che si nasconde nel buio. Lo spettacolo non è né vuole essere una narrazione idealizzante o religiosa, ma un semplice viaggio umano e spirituale attraverso la parola, il silenzio e la luce. Va bene, basta, te la scorsa è scritta, ma è troppo lungo. Siamo a casa a un'altra ora. Andiamo rapide, poi te batti in onanie, su 27 non va nulla, su 28, domenica 28 dicembre, e che scuola elementari, ore 18, ballo si impare in concerto Castagnata a cura della Proloco de Onanie. Bene, bene, bene. Dimos esatte le cose, che sì, che non me la sapevo. Ecco qua, no, che abbiamo l'istentale, che questa sono lo 31 in bici, e poi abbiamo spuro aspettando Cortel di Natale, street food tradizionale, 30 dicembre 2025, Bitti, Piazza Sproni, ore 17. Vediamo un po' con lo scommetto, si è tutto a posto. 17:30 accensione fuochi, a 6:30 la discesa di Elfi, non ho mai scritto chi è tu Elfi, vabbè, e Babbo Natale e distribuzione doni ai bambini a cura dell'associazione Speleo Club di Nuoro. Ore 19:30 polentata in piazza e castagnata a cura dell'associazione Cardelis de Vizi. Ore 20 musica dal vivo e balli sardi con il gruppo Novo Sonos. Bene, 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 bene. Siamo in festa e andiamo da Innantisi, poi amo scrivere una lettera su Nennedo che scade su 30, alla nicalare, all'impostare o alla consegnare, insomma, la potete consegnare a mano, cliccare in a sede oppure inviare all'indirizzo elettronico o mail bittart@tiscali.it dal lettera 20 su 30 e poi il 31 viene in aperta. Mi raccomando, il 31 in sede del bittart viene a Sarina Capute per sospizzare. Bene, finito questo, andiamo sul giornale, questa è la prima pagina della Nuova Sardegna, Bado e Carlos, isola ignorata, il governo avvia i lavori per i boss. Cioè, oramai pare che il governo si futa tale, todde, contro todde, sindacato, protesta e così via. Hanno fatto una protesta in galera ex galera del Castello, cioè in buon cammino, ma non è servita a nulla. Lunedì parte il cantiere, consegna a febbraio. Il vescovo nasce un enclave di disperazione. Questa via pare su vescovo, su Monsignore. Sanità, direttori rimossi, reintegro immediato, cioè no, che toglie veramente corre su rischio che deve andare, si deve dimettere che ha un buco dei goi, non è sconcepibile per una presidente della regione, insomma, assolutamente no. Ci hanno nominato commissario, lo d'Imperio, la Sasola, ha posto tutto con fraternità del M5 Stelle, la Corte Costituzionale ve lo ha abbozzato, scomobe su rischio del suo reintegro, cioè che il direttore generale che è stato dimesso è d'Imperio tornato a ponere in sesto e così da querennare che lo scampi cato di stipendio abusivamente lo deve tornare e lo schisone stato dimesso d'Imperio lo deve stipendiare, quindi pensate per un pacco che ha causato questa emina di numero. La vicenda legata ai direttori della SL, silurati e poi sostituiti dai commissari, a loro volta cancellati dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre, avrà molte ricadute. La prima nelle prossime ore. A brevissimo è attesa una mail certificata da parte del legale di un gruppo di ex direttori generali con il loro direttore sanitario e amministrativo che chiedono alla regione il loro immediato reintegro. Pensate un pacco. Non basta a dormire di notte questa emina. Oh, yeah, yeah.
La CGIL giù le mani dall'aeroporto, il segretario Durante su Cagliari, Elmas, gruppi e interventi economici forti. Ecco, ratterà patata bollente adesso presente sa regione, chi a Putiriu che dare l'aeroporto a questo gruppo corsaro, insomma, della finanziaria, ma che ha bisogno, impara dagli amici degli amici, cioè Spisso, Cabras e compagnia cantante. Todde avanti con le nomine, però prima abbassate la pagina che este poi, ecco qua, no, scusate, no, che batta cosa che non torrata, batte una pagina che non mi rivessinne, e poi te sono capitate di no che queste. Scusate, vi andiamo. Allora, cresce la mobilitazione contro il 41 bis, convocato per martedì il Consiglio provinciale dopo le feste, assemblea in municipio. Questo devo dire, poi vado a carro. Ma la mobilitazione è in toccanta la Sardegna. Intanto SL e ASL assume nuovi medici e farmacisti in arrivo nella ASL numero 3, l'abbiamo già letto, Eresi, questo è stato il giornale, alla vigilia di Natale. Abbiamo nato questo Zuccarelli, commissario de Iscaditu. Sale il livello della diga di Torpè, 3 metri in più al Maccheronis, ne siamo scontenti, li siamo mandando abba. Piano temporaneo a tutela della risorsa idrica e della sicurezza del territorio. Va bene, quindi ne siamo scontenti, chi li siete arrivati a sabba, chi li serve. Cagliari, la voglia di riscatto più forte dell'emergenza, in casa del Torino, dopo il 2-2 col Pisa, fallimentare, forfè anche per Mina e Rodriguez, cioè quindi andiamo Zainie Sapulato, giocata a Sastrese de Oie in Torino, insomma, e quindi fuori casa. Speriamo in buono. Scrivo in limba per altruismo, così mi sento utile alla mia terra, Giuseppe Colongio, un piccolo grande casa editoriale con Guerras, viene dal cuore, è una ricchezza per tutti, anche per gli italianisti. Cioè, Colongio ero stato simpatico a usare la lingua sarda, ostinato e resistente, ma guai a chiamarlo l'ultimo dei moicani. Non mi piacciono queste definizioni stucchevoli, ribatte. Eppure Giuseppe Colongio, scrittore di lingua sarda, dirigente della pubblica amministrazione, ex giornalista, ex attivista linguistico, ex detto ironizza, è un testardo di prima categoria, paladino della lingua, dell'identità sarde, insiste e continua a scrivere libri in sardo. L'ultimo scritto a giugno scorso è Guerras, Janus Editore, Contos sulle guerre nel mondo e sui conflitti interiori, sociali e familiari. In poco tempo è diventato un piccolo grande caso editoriale, tutto isolano. Le presentazioni ormai non si contano, ce ne sono ovunque. È la terza opera di narrativa dal 2019 a oggi. Dopo Metropolitana e Atero Scontro, Topico e Distopico e Utopico, Palabanda editore e Intelligenza de Elia, Janus editore, numerosi prima ancora i saggi di linguistica e di politica linguistica dati alle stampe da Giuseppe, noto come Peppe Colongio. Bravo Peppe, complimenti per qualcuno che difende questa lingua, ben restato. Vado a Carros a misura di boss, lavori chiusi entro febbraio, questo è sempre vado a Carros, appunto Ponugolo, a Nuova Sardegna, la conversione delle strutture per i detenuti sottoposti al 41 bis
avverrà a tappe forzate. La struttura di massima sicurezza ha già ospitato il Gotha della criminalità organizzata. Il vescovo Mura narra tanti sguardi smarriti, l'area di smobilitazione ormai è evidente. Nascerà un'enclave di disperazione ed è impossibile che molti non sapessero. E infatti è impossibile che molti non sapessero. Via. Sanità nel caos. Dopo la consulta, gli ex direttori lunedì al lavoro. Cioè, arrivate le ingiunzioni all'assessorato, dovete reintegrarci subito e pagare i danni. Ora c'è il rischio che la Corte dei Conti richieda gli stipendi indebitamente percepiti. A Soschisone è stato nominato per clientelismo totale, politico, naturalmente. Ieri è arrivata una valanga di PEC in regione e il dossier nomine in sanità, tutto è ancora più complicato, se fosse ancora possibile. La sentenza della Corte Costituzionale che annulla le nomine dei commissari delle ASL, esecutiva dal 24 dicembre, sta producendo in queste ore i primi effetti. Ieri sono arrivati gli uffici dell'assessorato alla sanità, sia ai vertici politici che a quelli amministrativi, le mail certificate da parte di un gruppo sostanzioso di ex direttori generali con i loro direttori sanitari e amministrativi che diffidano la Regione a dare immediata attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 23 dicembre e che comunicano alla Regione il loro reintegro. Da lunedì 29 sono al lavoro, aspetto vostre comunicazioni, mi riservo di chiedervi i danni e il senso delle note basate sulla sentenza della consulta che ha abrogato l'articolo 14 della legge 8 dello scorso 11 marzo e ha fatto decadere le nomine dei commissari, come si presentano al travaglio e tornano a fare sul direttore, nominati alla giunta Torde, che andavano a sostituire i direttori generali nominati a fine del 2021 da Solinas. Questi ultimi sarebbero stati in scadenza tra un anno. La cancellazione dell'articolo produce effetti da ora, ma salva tutti gli altri fatti dal 27 aprile ad oggi. In quella data, senza la presenza degli assessori del PD, la giunta Todde, proprio sulla base della legge prima impugnata dal governo e poi in parte cassata dalla Corte, aveva nominato commissari al posto dei vecchi direttori generali. Adesso quelle posizioni vengono ripristinate, anche se con tempi e percorsi non chiari e condivisi da tutte le parti in causa. Le mosse della Regione: dopo l'arrivo della notifica, la Regione dovrà decidere come definire il governo delle ASL e delle aziende sanitarie sarde sin da lunedì. Su questo punto rimangono molte incognite, dando per scontato che gli atti firmati dai commissari e dai loro collaboratori sino al 24 dicembre siano validi. Chi potete essere sicuro che non. I dubbi restano su tutto ciò che verrà fatto da lunedì. La triade che governa le ASL, commissario, direttore sanitario e amministrativo, manterrà il suo potere di firma, potrà delegare, ma già questo sarebbe un atto, o ignorerà tutto ciò che arriverà, e come verranno colti i direttori che si riappropriano, colti i direttori che si appropriano dei loro uffici. Una parziale e inattesa risposta si può desumere dalla relativa serenità che in regione si respira sulle procedure. La continuità amministrativa non viene scalfita, è l'atto alla base delle nomine a non esserci, non gli atti conseguenti. È il ragionamento che si tenta di delineare, pur con la consapevolezza che si dovrà fare una attenta valutazione su ogni atto e su ogni situazione che da lunedì le ASL e le aziende affronteranno. Chi firmerà gli atti? Un bel rebus. Oh ia ia ia, oh ia ia. Ma baita tutto ciò che ha combinato. Oh, ia ia ia.
tutto il che ha combinato. WhatsApp nel mirino dell'antitrust, il monito del garante, i social esclude le intelligenze artificiali concorrenti, ma e ti deve rispondere, intelligenza artificiale, nel concorrente, il neacana di WhatsApp. Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona, in occasione la patata bollente, cosa adesso l'aeroporto, chi tode è aggiunta che era in consegnare a sa finanziaria F2I, scusate, l'ex manager della Social, progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili e per stiene qui può anche opera di beneficenza, bah, nella mitura. Non è vero che la gestione pubblica degli aeroporti non funziona, non è stato così nemmeno da Alghero. Social andò in rosso solo perché la stazione appaltante, quale era, dovette anticipare per conto di Enas i lavori di ristrutturazione della pista. I ritardi furono enormi anche nel ristoro dei fondi sul co-marketing per lo sviluppo del traffico. Si aggiunsero i mancati incassi dei diritti dovuti dalle compagnie. Col senno di poi l'acquisizione di Riviera del Corallo è stata un cavallo di Troia per l'incredibile scenario che si prefigura adesso nei cieli sardi. Umberto Bortolotti, proprio nello scalo del nord-ovest, ha fatto il DG dal 2000 al 2009 e mai si è convinto sull'affare della privatizzazione a Cagliari. Cioè, potete scrivere Teson Facchenne, un disastro per Sardegna, un disastro. Allora, i vecchi DG diffidano la giunta, dobbiamo tornare al nostro posto, lettera alla regione e eventuali altri incarichi sarebbero illegittimi. Abbiamo tornato a questo argomento. Aeroporti sardi, nuovi altolà, la CGIL no alla privatizzazione. Il segretario Durante narra sconcertante che la giunta non si opponga. È un'operazione che punta al profitto e non tutela i cittadini. L'ischini benissimo, però mica la CGIL si distaccare sa congrega è il stato difficile a vero. Saccheggiata la mensa dei poveri, ma mai neanche nel disastro si aggiunta neanche pure il disastro saziente comune. Saccheggiata la mensa dei poveri, questo è in Olbia. Allora il bottino ha un valore di 7.000 euro, gara di solidarietà per assicurare i pasti, rubati, prosciutti, agnelli e maialetti, le vicentine di Olbia costrette a fermarsi. Todde avanti con le nomine, ma rischia lo scontro col PD. Forse già oggi l'indicazione dei nuovi direttori generali della sanità, insiste Terra Pizzina. La Presidente della Regione intende andare avanti nonostante tutto, avanti fino a portare a compimento lo spoil system nella sanità sarda, benché la sentenza della Corte Costituzionale dica con chiarezza che tutto questo non si poteva fare. Non era possibile rimuovere il direttore generale 12 ASL, né mettere al loro posto altrettanti commissari che ora la Giunta si appresta a sostituire con nuovi direttori generali. Ecco, Alessandra Todde vuole portare a termine questo progetto entro il 30 dicembre. Fonti di maggioranza sostengono che potrebbe addirittura accelerare convocando già oggi una seduta di giunta ad hoc. A questo, benché i vecchi DG licenziati ieri abbiano inoltrato alla Regione la richiesta di reintegro, è una diffida contro la designazione di altri nuovi DG che a loro punto di vista sarebbe viziata perché fatta in applicazione di una norma abolita. Trattative nel caos. Di certo le trattative tra i partiti della coalizione, in particolare tra M5 Stelle e PD, sulla ripartizione delle ASL, già complesse di per sé,
ora si intrecciano con un caos normativo che ricorda per certi versi i giorni e le settimane successive alla richiesta di decadenza della governatrice da parte del collegio di garanzia della Corte d'Appello. Oh, Missili, e andiamo a questa storia politica internazionale, missili americani sulla Nigeria, colpito l'ISIS, stermina i cristiani, cioè che pure battotto uno yocco da Trump che ha mandato questo missile ed è Natale, che base su a questo movimento di generata mega oltre balla generatissero sono cristiano animista e quindi bittengono a questo tipo di simbolismo, ma di fatto pare che si tratta del petrolio. Un blitz dopo le minacce, il governo di Abuja, c'era il nostro via libera. Donald Trump passa dalle parole ai fatti dopo aver minacciato la Nigeria per mesi. Ha ordinato nella notte di Natale di lanciare il raid nei paesi per colpire l'ISIS, colpevole di uccidere brutalmente cristiani innocenti a livelli mai visti da anni, persino da secoli. Il commander in chief ha quindi avvertito quanto accaduto potrebbe essere solo l'inizio se la situazione non migliorerà, ma di fatto pare che a muovere questo bombardamento siano altre cose e altri interessi sul terreno. Bene, Zelensky domani da Trump, Mosca accordo mai così vicino, il piano per la tregua al centro del vertice USA-Ucraina che resta in Florida. In pratica in occasione che nel gioco delle parti, ma non mi pronuncio e dimos commenta in che simolo. L'Angelus di Leone, chi crede nella pace viene ridicolarizzato. Appello del Papa, Santo Stefano, promuoviamo il dialogo. Caro Papa, però pace non ha un significato ormai di carattere oggettivo. Non sono in parola di pace, vedete una soluzione di pace. Questa è la Pax romana, questa è la Pax russa, questa è la Pax europea. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. È netto all'Angelus di Santo Stefano quando si fa memoria del primo martire della Chiesa, Papa Leone. Dopo 2 giorni di appelli alla pace e ad ascoltare il grido dell'umanità provata dalle tende di Gaza e dai fronti di guerra, Papa Prevosto si fa sentire anche contro chi vuole tacitare le voci che invocano pace e disarmo. Stefano morì perdonando come Gesù, per una forza più vera di quella delle armi. Non può non esserci un riferimento implicito anche ai fatti della notte di Natale in Nigeria, con i raid di Trump che hanno preso di mira gli affiliati dell'ISIS responsabili di massacri di cristiani. Ma il messaggio, l'esempio di mitezza, di coraggio e di perdono di Santo Stefano, avverte Prevost, parlando a braccio alla piazza dei fedeli, accompagna quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo, la riconciliazione e la pace. La memoria del protomartire Stefano è da sempre momento di vicinanza della Chiesa ai cristiani perseguitati nelle varie parti del mondo. Va bene, però Gesù Cristo pure può che cassare sacerdote del suo tempio ha piccato la bronza. Zelensky va da Trump in Florida, ma da Mosca accuse a Kiev e all'UE. Questa è la nuova Sardegna, quella è l'Unione Sarda, non sono una samatessi musica. Domani il vertice voluto dagli USA
con l'obiettivo di fermare la guerra. Raid di Natale contro l'isola di Nigeria, operazione USA con il governo di Abuja, stop all'uccisione di cristiani. Va bene, in questo terminiamo l'uscita novella di oggi e non diamo l'appuntamento torna a casa, poi stasera vabbè adesso da non arrivare tanto tardi, insomma, su gospel che beste in su salone su cinema Ariston. Bene, no, damolo quindi su mezzo il video e poniamo la musichetta, ecco qua. Nina Carai, buona giornata a tutti. A mezzo il video di buona tutto dai Besti TV, adioso e mezzo la classe.